provinciali vicentine di Under 13 maschile che si sono tenute a Povolaro. Nel bell'impianto si è scesi in campo con una formula particolare, già collaudata nel Vicentino. Triangolare di finale con le migliori 3 della provincia per quanto riguarda questa categoria, ovvero Volley Ardens, Bassano Volley e Pallavolo Cornedo. Vittoria finale per l'Ardens, nettamente superiore alle altre 2 formazioni. Ma una sensazione sicuramente alta, per non dire altissima. Siamo arrivati a questo traguardo dopo un campionato che ci ha visto dominare. Abbiamo avuto 2 ottime prestazioni oggi con 2 secchi 3-0. Questo mi fa ben sperare anche per il futuro, perché il gruppo è un buon gruppo, proprio un risultato storico penso per questa società, perché con lo stesso gruppo, ricordo, abbiamo fatto un terzo posto in Under 14 e adesso ci siamo confermati come traguardo massimo dell'Under 13. Ed ora ci sarà la fase regionale. Se queste sono le premesse, per l'Ardens potrebbero arrivare nuove soddisfazioni. Ma sicuramente arrivare a una fase regionale è un buon obiettivo. Adesso ci impegneremo al massimo a cercare di arrivare il più alto possibile. Lo useremo anche come esperienza, perché è la prima volta che andiamo con una squadra alle fasi regionali e vediamo sul da farsi, strada facendo cosa fare. Secondo posto per i giovanissimi di Bassano del Grappa, soddisfatti del piazzamento visto la caratura dei primi classificati. La prima partita l'Ardens è veramente una potenza, sono fortissimi, sono sopra di noi molto. Noi col Cornedo ce la siamo giocata, nel senso il primo set non c'eravamo, poi ci siamo svegliati e fortuna anche vuole che abbiamo vinto il secondo set e il terzo abbiamo giocato bene, rischiando meno per salvare più palloni possibili. E forse Bassano e Ardens potrebbero rincontrarsi nelle fasi regionali. Ciò che è certo è che per Bassano ora l'imperativo diventa quello di esprimere un bel gioco. Ma mi aspetto soprattutto il gioco, un bel gioco, fatto ordinato e tutto. So che loro giocano bene perché inizio anno con la squadra selezionata abbiamo fatto già una Boy League, un'entrata di Coppa Veneto, perché l'Under 14 era impegnata, abbiamo giocato noi e abbiamo giocato bene. Il terzo posto è stato conquistato dalla Polisportiva Cornedo. Cornedo c'è sempre nelle finali giovanili provinciali. Il nostro gruppo sono 3 anni che lavoriamo abbastanza bene con questi ragazzi. Anche l'anno scorso siamo riusciti a arrivare alla fase provinciale e anche regionali. E niente, speriamo di portare avanti un bel gruppo anche in prospettiva della Serie D di Cornedo per far crescere un pochino la nostra società, partendo ovviamente dal vivaio, dai nostri ragazzi. E molti dei giovani che abbiamo visto in questa finale provinciale provengono dal mini volley e dal gioco volley. Questi sono i numeri degli ultimi concentramenti provinciali. Sì, parlando di numeri, questa è la festa a cui partecipano 36 squadre, con circa 250 bambini presenti che vengono suddivisi in 6 stazioni di gioco. Ecco allora com'è la situazione in provincia di Vicenza per quanto riguarda l'attività con i più piccoli. La situazione nel settore di Vicenza è sicuramente positiva, florida per quanto riguarda l'attività di mini volley, frutto del lavoro fatto dalla commissione sostenuta dal comitato in questi anni. Abbiamo l'attività di mini volley, gioco volley e baby volley, quindi a ritroso dalla quinta elementare fino alla prima elementare. Poi c'è il primo volley, attività under 12 e under 13 con il famoso ormai torneo braccio di ferro delle 2 categorie, e poi l'attività scolastica con in modo particolare 1, 2, 3 volley che quest'anno ha visto la presenza di 26 scuole alla fase provinciale e 1, 2, 3 mini volley per diffondere il gioco del mini volley anche all'interno di ogni scuola elementare.